Uè, allora, Duan. Se fete Nadal, vai via, ma sì, dai, va spaziato via un po' che siete in pensione. Allora, in deca dai, dimmi. In tutti anche o fai da Laura, ho sempre di veri viaggiare. Con la liquidazione tevi un camper e poi vo via di bar. Allora, dai. Ma il prim Nadal da pensiona an sarà sui frontier che da sta in ca altar che girin dal montana resti in pianura padana. Nadal in ca che Nadal sarà con l'albero che il gatto al verde sfa. Nadal in can speno gira il paese, sarà il solito Nadal pavese. Illuminari smorda curs cavur, spenan ca fa una passeggiata in burg, nebbia in straneva la vigilia e tanti auguri a te e famiglia. Nadal in ca che Nadal sarà, ti regai che son buono d'ordina. Papà che là perché non l'hai. D'un trat le cambia tut l'ambaradan, spenan che sta chiet in terza età darà tut ben. Oh no, una fetta di Pandoro in sal balcon, che bel panorama che dà il balon al di Nadal. Cuitò e a Pasqua in lockdown un mo' Nadal in ca parfaia sembramente mi scarpon se te fai no al tampon. Nadal in can speno gira il paese, sarà il solito Nadal pavese. La Minerva alle no pensi bruta, guarda dessuta, levi mai guarda in sì, con la presia da tutti i dì, le mia malo Nadal chi belta me i pave. Me li ricordo ancora i tempi che mi guardavano da sota. Allora, caro Giovanni, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sto molto ingripata, più forte ti scriverò. Da quando ho sentito il Reuma Disney mi si è svegliato tutto un torpore che avevo dentro di me, insomma, no?
sai, c'ho un'età come ce l'hai anche tu, però insomma, seguendo queste tue avventure di insomma, questo pensionato giovane, grosso, con tanta viralità, con tanta voglia di fare e disfare, insomma, fare quelle cose che fanno le cose nel mondo. Io ho capito, caro il mio Juan, che insomma anch'io ho bisogno di soddisfare le mie esigenze. Devi capire insomma che sono una donna, sono anche un po' una santa, ma insomma certe cose insomma non si assopiscono mai nella vita, caro il mio Juan. Per cui quello che volevo proporti, se ti va, adesso lo so che sei impegnato, lo so che hai una mogliera, come dite voi al nord, ecco, io vi proporrei, per essere un po' insomma un'amica speciale, una concubina, ecco, quello che volevo proporti, insomma, è fare uno scambio equo, insomma, no? E diventare un po' più intimi, insomma. Poi adesso è Natale, no? Natale, la festa, come lo sanno tutti, la festa dell'amore, no? Cosa vuoi, non fare l'amore quando c'è la festa dell'amore? E facciamo tutti l'amore, io, te, tua moglie, insomma anche altri personaggi dei romantismi che ora non mi vengono in mente. Ah sì, c'è la zoccola, no? Chiamiamo anche la zoccola. Che problema c'è, caro mio Giovanni? Io insomma ti mando questo augurio di Natale, sperando che insomma non lo passi in solitudine, non lo passi insomma ignorando i tuoi istinti, ma insomma che invece li abbracci, li accontenti, li fai vivere dentro di te, che sei una brava persona. Poi insomma ricordati che anche se non deve essere una cosa insomma carnale e di conoscenza biblica, come dicono i saputi, possiamo sempre insomma farci una mangiata. Io lo sai che sono una grande cuoca, ecco, insomma, no? Lo sai che io quest'anno faccio tutte le ricette a base di albero di Natale, no? Per cui c'è l'albero alla caprese, c'è l'albero alle polpette, c'è il pino ai pinoli, e poi c'è il tronco alla troncattere, insomma, lo sai che insomma io poi metto tutte le cose classiche della tradizione, gli struffoli alla carbonella, le cose che le mele sciroccate, tutte le cose che piacciono ai bambini, ecco, queste cose qua. Però insomma noi che abbiamo dei parlati più adulti possiamo sbizzarrirci, insomma. Caro Giovanni, insomma, ti scrivo, ti auguro un sereno Natale, e ricordati che insomma io sono un po' la tua puttana.